Per l'economia, la crisi economica, i segnali negativi ora arrivano anche dal settore produttivo. Carmen Santoro. Loro sono i lavoratori della Fincantieri di Castellammare di Stabia, molti in cassa integrazione. Oggi sono venuti a protestare sotto la sede della Regione Campania perché dicono si sta disinteressando della crisi dietro la quale c'è la mancanza di commesse per la costruzione di nuove navi. Ma i problemi riguardano tutta l'industria made in Italy. A luglio sono tornati in rosso il fatturato, ma quel che è peggio anche gli ordini. Dato importantissimo perché proprio in base agli ordini gli imprenditori programmano la produzione nei mesi successivi. Rispetto ad un anno fa le cose vanno meglio, ma quelli erano i mesi più bui della crisi e quel che è peggio è che i dati di oggi dicono che la fiammata di crescita dei primi mesi del 2010 è già finita. Raffaele Bonanni invita la politica a smetterla con le chiacchiere e con quello che il leader della CISL definisce lo sgoverno. Quindi noi dobbiamo scatenare un'offensiva, sindacati e imprese, per chiedere a noi di lavorare a che si possa rafforzare l'azienda, ma ai governanti nazionali e locali di fare molto di più. E al governo si rivolgono pure i giovani imprenditori della Confcommercio riuniti a Venezia. Il momento della salvaguardia dei conti pubblici c'è ancora perché non è con il debito che si crea futuro, ma è anche arrivato il momento per poter pensare a irrobustire la crescita. Continuano le proteste.